Questa vaina è stata con giudu della regione sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Amigos caros desta Radio Televisione Sarda, saluti a tutti, su bentornati a un attorio nuovo de voci de femminas e oi seus, compreso Mannu, in Patiolla Sicci, a domo di un artista cantanti, compositore, affamata meda, che non so, Sardigna conosce un meda, ma sa voci, cosa sua, e sapere come è connota, affamata e apprezzata in tutto il mondo, e io su voi. Grazie. Stefania Secirosa, ta cosa bella, per noi in domo tua, a contare questa storia, questa cosa tua, che ha cominciato, dice, ok, a suonare, a cantare, come è questa storia cosa tua? Può cominciare noi in questa vita, bidigedda. Era vita manna, Questo italiano è manna. Tu sei delle parti di Patiolla o de Sicci? È difficile, perché devo de Patiolla e de Sicci. Ah, de Sicci. Perché babbo si da noi, che è Patiolla, San Pantaleo, e mamma mia de Satrapatti. Ah, dunque sì. È una storia manna, questa de Dolianova, poi ti avvianta due sbidas, Sicci e San Pantaleo, e poi è una bidascetta. E tu in questa bidicetta hai cominciato a tenere questo pregio, questa passione, questo fuoco per questa musica. E infatti hai cominciato a suonare uno strumento musicale in questa banda, no? Poi cominciato a suonare su sassofono, devo suonare su corno. Ah. Ma ti ha scioperato un cugino mio. Ah. E non sarà sapunato, no, non lo suonare su corno, questa decisione di isso. Ok, sassofono. E poi cominciato a suonare su sassofono in banda con Enzino Pugeddu, Lorenzo Pugeddu. E insomma, di cominciare in questa strada della musica orchestrale, e ho studiato tutti questi strumenti con isso, ma ricordo che mi ha regalato i dischi della musica postugina, e questo è stato un metodo importante per me, poi sono stata appassionata di musica postugina, ma ho continuato in questa strada, e poi sto lavorando in questa strada. Se lavorando bene in meda, poi non so questionare, ma sul cinema tu sei attento a relatas con produzioni cinematografiche del livello di adesso mondiale, in tutto il mondo. Sì. Contami non si scende in me da questa cosa, ma no, del traballo. Ti ha pulito una cosa che ha fatto tu, già Cina, Corea, Giappone, ogni calesisia, ma cosa produce in maniera di adesso cinematografica de major manna, no? Sì, ella. Potete suonare che sono stata fortunata, poi quando è capitata questa occasione, dove via pronta. Vi ho studiato in Inghilterra, ho fatto su conservatorio in Gunis, ho studiato composizioni composizioni postugine, ma cantando per la BBC, grazie ai professori Zimmius che cantava Biuca, che abbiamo dato utili in sa maniera di cantare. Poi tu hai cominciato, prima di andare in Inghilterra, in su conservatorio di Castello, ti sei laureata in Gunis come cantante jazz. Esattamente, ma non vi buona come cantanti jazz, devo suonare, che la passione mia del jazz è questa armonia, questa composizioni, e questo è stato importante in questa... Potevo suonare in questa fase, è stato un meda importante Alessandro Di Liberto, poi ti ha aiutato un meda. Però tu s'anima cosa tua e più su, ti potevi suonare world music? World music. Absolutely.
Ecco, World e tu, music. tu teni questa bella capacità di entrare intro questa musica, questa che è nata su World Music, dunque sa de rielaborazioni in lingua sarda, ma in lingua portoghese. No, tu con su Portogallo, con la lingua portoghese, teni una bella confianza, no? Sì, ja. Zio steti enguni, si appusonau con gente, con cantanti, con musicisti portughesos, come si narra in sardo? Portoghese, sì. È stato un meda bello, poi tappo girare su Portogallo in tournée, fendi una tournée dedicata a Zeca Afonso, questi no, su cantanti più importanti della cultura portoghese. Proprio questa musica che danno su lusitana, no? Cioè, proprio dedotto questa nazione portoghese. Sì, lusofona, esattamente. Sa musica popolare portoghese, poi non è scetti su vado. Su vado portoghese esti de Coimbra, de Lisbona, ma sa musica popolare portoghese è tradotto su Portogallo. E su cantanti più importanti di questa musica che ha fatto conosci questa musica in tutto il mondo è Zeca Afonso, che è su cantanti di questa vita. E tu hai fatto proprio mia. una tournée in Portogallo, no? E a noi sapere poi, quando si questionare su disco, sova, e noi c'è un vaghetto di Portogallo, meda. Però lui è una commissione di Portogallo e Sardegna. Come si fa in World Music, no? Che si piga da un vaghetto di animas fungudas de su logo di onde sei tu, di Sardegna, come ti ha fatto, con Sanimba Sarda, con tutto il sonus, e tutto canto, ma da pigao pure sonus di altro logo del suo mondo. E tu andavi su Portogallo e questa musica lusitana, tu teni una bella relata, ci intrasa bene a intro, ma mi pare che questa passione cosa tua sia da pure questa musica balcanica. Sì, questa musica ebraica dell'Est Europa. Musica balcanica dell'Est Europa. Sì, musica ebraica. Musica ebraica dell'Est Europa, che è questa musica no, su Klezmer, sa lingua è Yiddish, e questa musica des ebreus che avevano stati bocciusi in campus, tutta questa Europa, sa Russia. Certo. No, è una storia lunga, manna, importante, e ho dedicato, poter suonare tutta questa vita mia a studiare questa musica. Penso senza composizioni, in noi sadesi via da influenza di questa musica ebraica a intre su jazz dei anni 30. E aí può continuare in Inghilterra che si unendo questa influenza di questa musica ebraica in Sudango, argentino. Fendi questo studio, ha studiato questa musica di tutto il mondo, potete suonare poi taisi su funtandauso in ogni parte del mondo. È stato un modo interessante. Bene. Sì. E proprio tu con questa musica, world music, attenti Ghana di partecipare a una cosa che a noi si è fatto piacere in anno, e poi mi pare 2 anni da 2021. 2021, non siamo stati a meta fortunata. No, poi ci via su Covid, via da Serrao, e non ci via nessuno. Una vesta manna, leggia, e ho fatto queste edizioni quest'anno senza pubblico, una cosa troppo leggia, per carità. Però a noi sapere è stata bella, poi ti hai tante opportunità di conoscere altri 10 finalisti e tu sei tutto bravo, tutto stimato. In questo concorso, in questa bella occasione che si va in Castello, ha presentato Macca. No. Macca è una canzone che ha scritto Maria Grazia Dessì, no? Contami questa storia di questa canzone. Dati scritta su testo, mi pare. Esattamente, su poema dati scritto Maria Grazia Dessì, che è una poetessa di vita nostra, meta stimata, il sapore è conosciuto in tutto il mondo. E Francesca, amica mia, è musicista e sapore, ha dedicato su testo è andato fatto questa canzone, ma dopo non la verità, Maria Grazia quando scrivi cantata.
issa canta da tutto questo che scrivi. Su testo de Macca, via da cantare de issa. Comprendo. Francesca ha fatto questa musica e cominciò ad ammorigai e si è diventata Macca, poi da su titolo di questo poema si conosce Siseu. Ma noi abbiamo fatto questo ritornello Macca, 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 pensando a una canzone di Silvia Perez Cruz che via da Locca. Certo. Locca, locca, la locca. E sti nasce a Macca, dedicata a questa canzone Locca, poi teniamo un po' su stesso sentito, pianta simili, sentimentalmente. E questa canzone poi infatti lui ha già remonava Francesca Appunto che è con Nosus e poi dopo ha da fare una cosa belligedda mandi che stanno dopo italiano serrato questo più nostro e Marca poi è sta accampata a intro su traballo che ha fatto lui Sova Sova e questo è sul disco che ha presentato viene pure questa presentazione che ha fatto in suo Teatro Massimo con Michele Palmas che è suo coproduttore ha fatto con Sard Music. Fatto su produttore esecutivo artistico di questo disco devo ponai che mi ha aiutato me a dove florire questo disco poi si desamia pianta belligedda non posso che no certo che non viene bella canzone però ci voleva da uno che conosceva da bene il world music e su maestro certo Michele Palma è stato meda collaborativo mi ha aiutato a creare un disco compatto un discorso interessante. Ma e noi, tu dopo che stiamo parlando delle cose che ha fatto lui, che questo disco ha una grafica fatta a pizzo di un acquarello cosa tua, perché questo Florida si proprio pintato lui e tutto, e che è dedicato a tutto sul mondo delle femmine. Mi pare che ti piace questa idea che qualcuna femmina che ascolta questo disco si inciacatta da intro di una di queste canzoni. Ma poi hai scelti di sola, di atturai sola, quali tipo di solitudini potevano sagatta da intro questo disco? Tutta questa tipologia di solitudini. Noi sono questionati su me da gusto, da quanto è bella, da quanto è leggia, adesso fatto che questa solitudine tipo ti porta a entrare in questa depressione e di bessiri con me da difficoltà. Me da otta sa gente ha bisogno di stare sola. Ti detto, questa è una cosa che non tocca da timmi a noi sapere. No, non tocca da timmi, tocca da timmi a donnai, capare di chi è sempre a solo, shadau. No, invece si può dire, atturai in compagnia di nostri e tutto, e dunque poi deve essere una condizione personali, o semplicemente è una forzatura, una cosa che sta arrivata e ti sei agattata sola e non vi sta preparata. Certo. E in Sarasa mi sono accattata a questionare di tutte le cose che vorrei a pizzo questa solitudine. Bene. Questa è una bella cosa. No, e tu hai posto a intro questo disco, ci sono 11 canzoni, sì? E hai posto una che a noi si è fatto prendere in mano, è Rosario. Questa è nasce questa idea a pizza su premio Parodi o no, è una cosa che ha fatto lui? Poi poi sciopera un'altra canzone con su premio Parodi. Ma Rosario vede una canzone che mi ha sempre comunicato solitudini, no, di questa persona che i pescatori vanno in sul mare a solo, ha sempre pensato che essi sopravvivono a solo, con sul mare, è una cosa meda bella e romantica. Certo. E vince e tu che sei su cattura a solo su
troppo tempo umano, dunque sai questa cosa. E in noi c'è a Turaia Solo, c'è un vago de vidi, con questa cosa del Rosario, è una bella cosa. Questa relazione con questa religione, bella, che è una cosa sì. scetti personali, no? Sì. E in sera a sciopero Augusto e poi è una delle canzoni che mi toccano di Bruso. Dunque, se torrendi ai cose che hai fatto lui, a parte sa musica e sconcerto, tu traballas meda pure un suo teatro. Jacopo Cullin, a Traballau. A Traballau. Come è stata questa esperienza? C'è stato un periodo che su traballo in suo teatro via da me, da spettacoli, operas, de dotto, de bruso, poi so vattia e a pusmitio. E a cominciato a mi dedicare de bruso a sa musica, scetti con me, sa musica mia. Quando sono stata più brava a fare cose mie, ho abbandonato un vago sa parti teatrali, non fiamma da brava. Jacopo nota mi hanno, tu studi il suo conservatorio, è meglio. Quando vesto su vitichetto, su poi a traballare con isso, po' da anni. Però una cosa, tu hai cominciato a traballare in suo teatro già 20 anni fa, con Marco Parodi, hai fatto Marco Parodi è stato il suo primo, è stato questo che mi abbio. Marco Parodi hanno ok, costa, funziona. Poi ha tenuto possibilità di traballare pure con Rossella forse in suo teatro è tutto. Ma c'è la prima volta che ho traballato con Marco Parodi, il suo primo contratto, che aveva succedendo in maggio, ci vede da Rossella ci vede Gianluca Pischedda, Tiziana Troia, Tino Pettilli, Vianta Dotto Zingunisi, vedo una gricca man a man. Certo. Su teatro, con sa musica, con Rossella commenti insegnanti di canto, Issa Madi Pesau, potevo suonare, ho imparato a cantare bene con Rossella. Imparare a essere una cantante e una musicista. Rossella Estetti è una dei voci delle femmine che ha topiato musua. Rossella ha topiato già una gita a voi. Ed io ho dedicato il titolo del suo disco a una canzone di Rossella, poeta, essa è stata importante in vita mia che può fatto questa cosa poi. Esatto. No, Stefania, se già tornavo a Muricai a pizza questo disco, poi in Moise Wiendi, sa copertina nuova, poi ti hai cambiato, ti sul serio, non ti piaceva proprio questa? O è un'idea di Michele Valmas? Esattamente, no. Poi ti hanno visto che una cosa... Non sa seria mai questo, no? Fate che una cosa... può donnare più colore a questo disco. E in sera si uso Marina Brunetti, che è un'illustratrice fenomenale, issa traballa in tutto il mondo, ma vive di noi esti dei noi, de Cremona. E ho cominciato a collaborare, sto collaborando di ora, ma in questa occasione siamo spaziata a me, poi poni canzoni, ha fatto un'illustrazione. Ed ho scritto poemi, cose saici. Poi già in suo primo ci viene uno liburetto a intro con tutte le cose, i testi e tutto quanto. Tutti i testi, ma da minimali. In mo invece è mera proprio a ricco, una esatto. No, Stefania, in questo disco però non sagata da una canzone che lui ha fatto una registrazione video pure, Moda Secostienni, si chiama La Multata. Cada tenisi contro hai multas, autovelox e questa cosa, ma te sul serio? Deuda tengo contro a dottos ingiustizias. Prima di tutto. E questa canzone è stata scritta da questa compagna mia avvitata, di musica, questa amica mia stimata una vita, Francesca, che dopo è Francesca. Mo si sta a Castieni, sta piena di vago. E dopo mica questa multa, sa?
doji, Doji questa multa. precisione, doji multa in una gita. Ma noi in particolare sì, ci In sa 387. a Paoli. Andando a Paoli. Issa si è spaziata a me dopo questa cosa, dove siamo Tu disperata. come Bruce Parma, no? E si è scritto questa canzone, ho fatto su videoclip e ho aiutato da gente a non pagare questa multa. Ma meda. Ma di adesso? Posso unire forse sì, un migliaio di persone. È stata una rivoluzione contro Monserrato. Pianta. Niedus. E su sindaco ti potessi contento. Niente, non dopo niente scomponnica che hai fatto questa canzone. Però su filmato è troppo bellicetto, tu che stiamo a compare. E ti scetti sta verità. Certo. Poi ti hanno ci via da sta cartellonistica stradale. Certo. Non via da documentato che ci via da sta. E poi con il lei Noasa. Con il lei Noasa non si può più fare questa cosa. Bella questa cosa. Ma lui a proposito dei pagi, proprio dei pagi. Commenti da conta a sta pagina. Certo. E sti difficili. Poi a sta popolazione, ai popoli non ti porta da nuda de guerra, de cose, de differenze. E sti quando si agattano a questione a buffare bino, a cantare, a suonare. Sul mondo è contento. E sta in armonia. E sta in armonia, esattamente. No, a proposito dei pagi, tu hai fatto su Mese Lampada de Vago un concerto su Teatro Massimo con un coro polifonico. Tu sei direttora del coro, no? Come certo. questa cosa? Poi cominciavo a pensare questa cosa. A proposito impari genti, punti 40, 50 persone, tutti sono di età differenti, ci punti pippieddos. Uomini, mannus, no? Mascos e femmine, donne che si sia qualità. Ma esattamente, e io sono punti contenti e anche però di fare uno spettacolo possavagi. Ogni persona dice però una canzone. Questa canzone che dà rappresentata da Bruso in termini di argomento, di significato, poi c'è chi è meda intro su questioni ambientali, chi è meda intro su sabagi no? Sabagi di noi, esattamente. E dopo abbiamo questa possibilità di adesso di esprimermi in un palcoscenico, poi finché se i cantanti amatori, che non sono professionisti, tenen bisogno di una cosa. No, ma questo progetto, questo coro era atturaio o è scelto nasce per questa cosa? No, è nasce 2 anni fa. 2 anni fa, dunque sei. E ho fatto Vince Scrooge. Scrooge. A Christmas Carol, via da Natale. E ho fatto sold out, 400 paganti, e proprio meda. E in Sara Santina, potevo fare una cosa di più importante, a regolare di noi, per questa situazione orrenda che sti capitando, e potevo naisa nostra, e se in sagadira giusta, in sagadira dessa giustizia, poi do lesonai questo. E devo appunto questa possibilità. E penso che sia una cosa meda bella e meda importante. Tu sei pagato, non c'è questa anima devagica, ma sei una rivoluzionaria pure, mi pare. Poi tu hai dedicato un disco, una canzone, non so, che sta dentro sul disco, Rosa Rossa, che è dedicata a Rosa, a questa polacca, Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg. Che è proprio attivista politica. Vedo un attivista, ma vedo un antimilitarista. E stetti abbocciavo per gusto, poi non ti piaceva da questa guerra. Certo. E fai questa rivoluzione e ogni savagi non vunti 2 cose che non andano di accordo. Certo, io penso che questa rivoluzione sia necessaria per savagi. Certo. È importante, e questione dei pagi in termini di neutralità
penso che sia da sa maniera proso menefreghista di questione di qualcuna cosa. Certo, tocca invece a combatti e posizioni, poi cosa giusta, de sapati giusta, de sapati desoccupauso, de sapati dei soppressos, e no annai, Deus se possa pagi, punti bonus dotus annai aici. Invece tocca a combatti, esse esempio del Rosa e Lussemburgo, la rivoluzione è sempre stata una cosa, noi su festeggiamo il 25 di aprile, è stata una dia di rivoluzione. Deus arribato su 25 post la rivoluzione. Certo. No, e poi sono spacciati su tempo su cadene un noso. Non erano i tadenesi, poi da lui, intanto che lì è sul logo che ti piace di Bruso, può fare il concerto scusa tua, in teatro, in piazza, in rassignas, in festival, che lì è sul logo di Alibo, portai la musica di Stefania Secirosa. Sul logo ideale per me è sti gusto che non porta da su palcoscenico troppo atto. Accanto a sta gente. Accanto a sta gente. I domus sono bellissime esperienze che ho vivido in is domus usando vunti sa cosa più bella. Sa cosa più bella. Il festival, su festival è un'opportunità di avere però ti piace di lavorare con altri, di conoscere musicisti, è meraviglioso. Poi come ti sono fatta idea che se uno paga visita, mi piace di stare a domo. A domo ho logo su tipo jazz club, vitichedo, a un si può cantare. Mi pare che potevo fare una cosa, visto che c'è... prima un'altra cosa, i tadenesi pronta, un altro in su galascio, che l'incuno biso, che l'incuno progetto, che l'incuna cosa che sa fare in noi, disco no, concerto no, che qualche cosa che sta preparando, se tu puoi dire, un po' di testa. Mi sto preparando un po' traballai ancora proso a entrare sul cinema. Poi questa è questa cosa che mi piace di Bruso a fare. Cantai e non si via. E cantai poi film, poi documentari. In Sarasa sto lavorando e poi mi specializzai di Bruso in questo settore, sul settore di questa grande serialità. Sto lavorando e poi cominciai a studiare. È questa speranza mia di studiare, di fare un dottorato a Vizzese su questo argomento. Questo è scelto per una questione accademica, è su bisogno mio in noi. E poi sto preparando il disco nuovo, che è uno spettacolo nuovo, che è esibito in prima Natale. Bene, dunque sei già praticamente ci sei uso. Bene. Da, in Sasa, devo dire grazie intanto, si può dare questa bella possibilità di venire a domo tua, in noi, in Patiolla Sicci, e sciri per qualche cosa in pruso, di cose che ha fatto, specie a pizzo dei film, se musica per film, e tutto canto che ha fatto un tot sul mondo, cosa di importo, ma non mera di adesso. In poi, visto che Evegna, amica tua, collega, musicista, ispiratore, tutto questo e andavo Francisca appunto con sa chitarra e poi si andava a davanti a donde tu eri un pianoforte una cosa di traballa ti prepara sai cose tue sai noi si spostava spago e io ascoltai una canzone così e ti si sciopedavo se rai stato più di ora a sciopera un Macca che è questa canzone che ha a suo premio Parodi e tutto. Che ha vinto questo arrangiamento a suo premio Parodi, a Puccio per Augusta. Chi c'è tempo un'altra
che uso bottava una canzone popolare che uso bottava sul spettacolo da Savage, che è di Tirene Tsuzuki, è una canzone messicana di questa popolazione vitichedda, è una popolazione azzecca, è una canzone che suona da desfrorisi poi smottos. È una dedicata a smottos che ci punti in moi e in guerras ed otto e io cominciavo con questa canzone che è messicano su zonanta spostava queste motos questa cosa si parla in mente, dunque da fare questo te tu, io che andavo in pari, grazie a tutti si vedo sta gira che bene con un'altra topi de voci de femmina, ma poi ascoltavo Stefania Rosa Secci con queste due canzoni, dunque facevo una doppia sigla poserrai, grazie a tutti e a Sibiri bene con voci belle come te questa di Stefania, grazie a tutti. Marigas pratos e textos pintados, arrogados de suento e de sarau, lucianta con su primo troni, arrubiu
Tsuki será muy cierto que tú eres naturalidad. No escucha por el pechismale chanu kwatanga trne tsuki karaña. Trne tsuki será muy cierto que tú eres naturalidad. No escucha por el pechismale chanu kwatanga trne tsuki karaña. Tsubi male anim sabachu erotonia. No escucha por el pechismale chanu kwatanga trne tsuki karaña. Tsubi male anim sabachu erotonia. No escucha por el pechismale chanu kwatanga trne tsuki karaña. Tsubi male anim sabachu erotonia. No escucha por el pechismale chanu kwatanga trne tsuki karaña. Questa veina è stata fatta con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.